Hanno utilizzato i più sofisticati strumenti alla ricerca di impronte e tracce biologiche dei killer di Margherita Ceschin, la 72enne uccisa brutalmente nella notte tra venerdì e sabato scorso. I carabinieri del RIS di Parma sono arrivati nella mattinata e fino al tardo pomeriggio sono rimasti nell'abitazione di via 28 aprile. Gli uomini del reparto investigazioni scientifiche si sono fermati a lungo sulla macchina della vittima. I malviventi, dopo aver scavalcato la ringhiera, sono saliti sulla vettura passando da lato accanto al muro per non farsi vedere e poi da lì sul terrazzo che porta alla cucina della donna. Rilievi effettuati con lampade stroboscopiche e pennelli per la rilevazione di impronte latenti. Tutto è stato passato a setaccio, dal terrazzo ai tubi del gas alla grondaia per poi passare all'interno della casa. Oltre al RIS, anche i carabinieri del nucleo investigativo di Treviso, del nucleo operativo di Conegliano, il pubblico ministero Anna Andreatta e il legale a cui si sono affidate le figlie della vittima, l'avvocato Umberto Saracco, che è entrato qualche istante nella casa. Una casa normale. Tranne la camera da letto. Non sono entrato fino in camera da letto, sono stato molto discreto. Sulla macchina sarebbe stata trovata un'impronta ora repertata, così come tutto quello che è stato trovato all'interno del terrazzo e della casa. Intanto si continua ad indagare. 2 malviventi senza scrupoli, 2 sagome immortalate nelle immagini delle telecamere. Nulla viene tralasciato, ogni ipotesi, ogni dettaglio. Tutto per bloccare i killer. Domani intanto l'ultimo saluto a Margherita Ceschin a San Pietro di Feletto.